Il campo di rugby nell'area del Dalmolin in via Sant'Antonino deve restare. Dov'è? Ormai la base americana non occuperà più la zona est e quindi diventa inutile spostare le attrezzature sportive risparmiando 1 milione di euro. La richiesta è del comitato Salviamo l'aeroporto che oggi ha provato inutilmente ad incontrare il sindaco. Non toccate il campo di rugby, lo urla il comitato Salviamo l'aeroporto che oggi ha portato una diffida a Palazzo Trissino. La portavoce Franca Equizzi prova a recapitare l'ingiunzione al sindaco ma viene bloccata all'ingresso del municipio. Non sono neanche riuscita ad accedere all'ufficio di segreteria dove ci sono ben 6 segretari, ma sono stata bloccata dall'usciere e poi solo di fronte a mia insistenza sono riuscita a dare la diffida in mano a una delle segretarie del sindaco. Per fortuna che in campagna elettorale aveva sempre detto che la sua porta era aperta ai cittadini. Il campo da rugby in via Sant'Antonino andava spostato perché nei progetti iniziali la zona sarebbe stata occupata dalla base americana. L'impianto sportivo avrebbe dovuto essere portato in via Baracca, costo dell'operazione 1 milione di euro. In realtà quell'area non può ospitare, non ha lo spazio sufficiente per ospitare interamente l'impianto che in questo momento è in via Sant'Antonino. Poi le cose sono cambiate, la zona est del Dalmolin non sarà più occupata dalla base militare, quindi il sindaco ha annunciato che nell'area potrà sorgere un grande parco. E qui interviene il comitato Salviamo l'aeroporto. Se la base non occuperà più la zona est del Dalmolin, allora non è più necessario nemmeno spostare il campo da rugby, che può restare all'interno del Parco della Pace. In questo modo si risparmia 1 milione di euro. Essendoci ben 700.000 metri quadrati di terreno, si può fare il parcheggio, si può ristrutturare l'impianto, il grandissimo impianto esistente e storico anche. Così nasce la ribellione del comitato. Bisogna fermare l'inizio dei lavori in via Baracca, ma sarà davvero possibile bloccare tutto? I campi da rugby sono costruiti, non vediamo perché debbano essere spostati in altra area spendendo ben 1 milione di euro dei cittadini.